Direi che ben questa iniziativa, ringrazio il Presidente Alessandro De Carlo per questo invito. Io, nel porgere di un breve saluto, vorrei fare il mestiere mio, o meglio, quello che ho fatto per 15 anni, e essendomi sempre occupato di sanità, non mi ricandido, per cui non c'è captatio benevolenza, per cui... Però vorrei farvi ragionare su alcuni aspetti. Vedete, prima si parlava con il Presidente nazionale del fatto che il patto della salute per tanti aspetti è stato dal Veneto anticipato, la valorizzazione delle professioni sanitarie, un concetto diverso di organizzazione. Però noi non possiamo decontestualizzare un argomento importante come quello di stamattina. Perché? Perché noi possiamo avere nel nostro paese, in Italia, diversi modelli organizzativi, ma ci confrontiamo inevitabilmente con la loro sostenibilità. Questo che cosa vuol dire? Non mi interessano le comparazioni dicendo qui si spende 1.500 euro a persona, da qualche altra parte 2002-2005. Io credo che ci sia una sorta di democrazia sanitaria per cui non si può privare un cittadino di quello che ha un altro cittadino solo perché abita da un'altra parte. Quindi non è una logica invidiosa e neanche egoista, anzi esattamente il contrario. Però vedete, la programmazione sanitaria è un elemento che ha un fortissimo impatto con i cittadini, o meglio, ha un fortissimo impatto con le paure dei cittadini e conseguentemente viene usato in due modi opposti, per attrarre consenso o per farlo perdere ad altri. Mentre la programmazione sanitaria deve essere un ambito dove i professionisti, i sindacati e le loro organizzazioni si confrontano in termini di servizio che viene reso al cittadino. Perché la sanità, l'assistenza, la cura non è che viene fatta in funzione degli operatori, in funzione dei professionisti, dei costruttori, di quelli che vendono le macchine, ma viene fatta per dare ai cittadini la migliore salute possibile, sotto tutti i punti di vista. Allora, il cambiamento non possiamo pensare che venga da cittadini che hanno altre attenzioni, che hanno altre culture e che incrociano la sanità per un problema proprio, che incrociano il sistema sociosanitario, non la sanità. E quando capita qualcosa in famiglia, a noi stessi, se questo è un valore di sistema, noi il futuro non possiamo incontrarlo occasionalmente. Noi il futuro dobbiamo scriverlo oggi, perché qualsiasi cambiamento in un sistema complesso ha bisogno per la sua attuazione, per rispettare tutti i soggetti che ne fanno parte, di tempi che sono molto lunghi. La sanità è stata purtroppo spesso interpretata come esclusivamente... Si sente? Sì, sì. Sì o no? Non funziona il microfono. Ci metti i polmoni o cambiamo il microfono? Cambiamo il microfono. No, è acceso, ma vabbè, non c'è problema. Sì, come diceva lui. Ecco, forse è meglio adesso. Allora, gli ospedali sono grandi attrattori di interessi, di tutti i tipi. Oggi gli ospedali, diciamo che in Veneto ci sono 20 ospedali in più, 30 ospedali in più. Guardate, i parametri epidemiologici dicono un ospedale per acuti ogni 300.000 abitanti, 250-300.000 abitanti.
Significa che in Veneto, con 5 milioni di abitanti, con 2 aziende ospedaliere, una integrata e una no, e lo IOV, se anche noi non considerassimo queste 3 strutture, ne basterebbero 20 ospedali. E i fautori degli ospedali, sempre per motivi poco nobili, non è che invecchiano, sono sostituiti, se ne invecchia uno ne nascono 3. Allora, io quello che mi sento di dire in un convegno come questo, io credo che la vostra sia una professione importante, io credo che sia una professione della quale c'è bisogno nel sistema sociosanitario, però io sono anche convinto che chi ha una responsabilità di un'organizzazione importante come la vostra debba far crescere una cultura nei cittadini, nelle persone che incrociate, una cultura di una sanità che abbia realmente al centro la persona. Oggi nel Veneto il sistema sociosanitario vale circa 9 miliardi di euro, perché sono 8 miliardi e 400 milioni per la parte sanitaria, ma se poi aggiungiamo la parte sociosanitaria, pensiamo a tutte le RSA che ci sono 39.000 posti letto nelle RSA, quindi la distinzione fra sanitario e sociosanitario, e non è che una persona ricoverata in una RSA sia ricoverata in un hospice, per cui una volta che è lì, come dire, è solo un countdown e non esiste più come persona. Ecco. Allora io dico, in un sistema come questo bisogna essere in grado di ottimizzare l'organizzazione, che non è un aspetto legato esclusivamente a una diminuzione di risorse o un aumento di bisogno, ma è dimostrabile nel Veneto, in Italia e in Europa, che i sistemi meno costosi sono i sistemi più qualificati. Ripeto, lo possiamo vedere anche in Veneto nel costo per cittadino di ogni singola US. Dove costano di più le US ci sono più fughe al di fuori delle US, premesso che le US ormai sono in un numero straordinariamente esagerato. E questo avviene anche fra regioni italiane. Allora, ottimizzare la rete, l'organizzazione, non è una necessità esclusivamente legata a una diminuzione di risorse, ma è esattamente l'opposto. Se noi siamo in grado di ottimizzare l'organizzazione, siamo in grado di usare meglio le risorse che ci sono, sia che siano di più, sia che siano di meno. E credo che questa sia la grande sfida, perché guardate, noi abbiamo sotto gli occhi 200.000 abitanti che sono serviti egregiamente da un ospedale, 200.000 abitanti che hanno 2 ospedali che raddoppiano i costi rispetto all'ospedale unico. Il grande dramma del Veneto è che purtroppo funzionano bene anche i 2 ospedali e conseguentemente l'approccio che ha il cittadino è quello di dire: ma perché se il mio ospedale funziona bene, deve essere riconvertito, o sarebbe meglio secondo me abbatterlo con le ruspe? E questo non riesce ad essere collegato col fatto che quando ha bisogno di una macchina deve andare ad Aviano o deve andare a Milano. Non lo collega al fatto che se ha una persona disabile in casa o una persona non autosufficiente, quello che riceve dalla regione è una cifra ridicola, mentre se questa fosse presa in carico totalmente dal servizio sociosanitario costerebbe 50 volte di più. È che l'ospedale costituisce una simbologia inadeguata, per cui uno, se ha vicino un ospedale, si sente sicuro. Poi se deve fare un intervento all'alluce, naviga in internet 5 giorni e lo trova a 6.000 km di distanza.
Però, ripeto, se noi non facciamo crescere questa cultura, ogni giorno restiamo indietro un po' di più. Vi dico un dato che non è stato logicamente pubblicizzato. 2013 su 2012 la sanità del Veneto ha perso 2 posizioni in Italia. Non credo ci sia motivo di lamentarci, nel senso che casi di mala sanità ce ne possono essere sempre, ma complessivamente il nostro, quello veneto, è un sistema che tiene. Però secondo me quei 2 posti in meno, è fatto dal Ministero della Salute la classifica, quindi insomma è ragionevolmente equilibrata, e quei 2 posti in più, in meno, non possiamo non legarli al fatto che erano 17 anni che non si faceva il piano sociosanitario, quindi che non si faceva una programmazione che teneva conto di tutto il sistema. Non possiamo slegarlo dal fatto che erano 10 anni che non si facevano le schede ospedaliere. Ecco, allora io, a margine, ma non proprio, del lavoro che state facendo, che è legato chiaramente alle peculiarità della vostra professione, io vi chiedo di mettere attenzione anche a questo, perché la vostra professione può trovare, essere valorizzata per quello che può dare, se non abbiamo 2 portinerie, se non abbiamo impegno di soldi che pur in un servizio di qualità, ma sono superflui. Grazie.